Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo dei nati del 19 febbraio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono, anche a livello simbolico per poter decodificare insomma come gli astri influenzano il carattere e le prove destiniche di questi nati. Prima, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Sicuramente, se vi piacciono gli argomenti esoterici, in questi due canali troverete materiale per voi. Bene, vediamo questi nati. Nascono insomma sotto gli auspici e gli influssi della costellazione Sagittario quale stella capo e ricevono in seconda posizione la visita della costellazione Vergine. Hanno comunque un Giove molto solido, quale dominatore attraverso la costellazione Pesci del mese della loro nascita, del mese di febbraio, e di conseguenza abbiamo sempre comunque questa sorta di protezione che Giove offre ai suoi nati. Per quanto riguarda però l'abbinamento Sagittario-Vergine, che definiscono un po' i tratti principali di questi nati, devo dire che l'accostamento non è dei migliori. Sebbene Sagittario sia una costellazione di primo gruppo e di primo fluido, perché non ritorna due volte all'interno dell'elenco delle costellazioni visitate dalla Luna oggi, la presenza di Vergine, che è una stella di terzo gruppo di terra, dunque un elemento non simpatico, non alleato dell'elemento fuoco a cui appartiene Sagittario, diciamo che rende un pochettino la faccenda un po' più complessa, anche perché Vergine porta dei caratteri o delle caratteristiche di prova abbastanza significative, potrebbe infatti rendere difficoltosi alcuni rapporti o predisporre a prove in seno alla famiglia, a sacrifici nei confronti delle persone che abbiamo intorno e anche portare, diciamo, i nati ad interessarsi all'occulto, ma dalla posizione di opposizione che occupa la costellazione Vergine potrebbe spingerli, diciamo così, a più a un sentiero di stregoneria o di ehm, cose non proprio pulitissime, non proprio bellissime. Questo ad ogni modo è in linea generale, ovviamente poi va da caso a caso e ci sono le varie personalizzazioni. Da dire però, dal punto di vista della fortuna si intende una fortuna scadente, con ostacoli e opposizioni, dunque questi nati non brilleranno, non eccelleranno dal punto di vista economico, salvo rare eccezioni o salvo, diciamo, correttivi astrali. Per quanto riguarda il fisico, in realtà invece è resistente alle varie peripezie della vita. Il loro carattere è un carattere galante, sportivo, comunque sono persone attive, tendono però probabilmente a spararle grosse, diciamo così, ad essere talvolta esagerati e questo eccesso potrebbe essere portato dall'insicurezza che la costellazione Vergine in seconda posizione attribuisce a questi nati. Dunque magari daranno l'aspetto di essere molto sicuri di sé. Questi nati in realtà probabilmente hanno carenze d'autostima o comunque qualche difficoltà nel credere in se stessi e nel proprio potenziale. Per quanto riguarda diciamo, il particolare di questi nati, risultano essere molto intelligenti, anche abili agli studi, diciamo, possono essere molto interessati agli studi anche di natura superiore, poiché la costellazione Sagittario è connessa agli studi di natura superiore, ma questa posizione avversa di Vergine fa temere nel fatto, diciamo, che potrebbero essere distratti oppure
disinteressati in alcuni momenti al punto da non proseguire gli studi o comunque da lasciarsi distrarre da altro. Altre costellazioni all'interno del loro quadrato di nascita lasciano intuire comunque che questi nati hanno una inclinazione, diciamo così, alla sessualità molto moderna, sono molto, diciamo, sessantottini, dunque potrebbero essere, come dire, dediti o comunque più predisposti alle storie o questioni di passionalità, queste grandi passioni travolgenti che potrebbero in qualche modo deviarli o per qualche tempo condurli su altre strade. Il problema è che è possibile che questo porti nella loro vita una separazione dalla propria moglie o dal proprio marito. Per quanto riguarda comunque le predisposizioni di natura fisica, potranno avere diciamo malattie, per esempio predisposizioni in base proprio alla presenza di 2 volte della costellazione Scorpione. Si può dire che la predisposizione sia alle malattie urogenitali, talvolta anche attenzione alla trasmissione sessuale, oppure debole anche la parte dello stomaco e dell'intestino. Dunque questi sono i loro punti deboli e dovranno appunto temere anche magari febbri o malattie di tipo infettivo, però passeggere. Diciamo che queste sono più o meno le cose principali. Esistono, come ripeto, le personalizzazioni dovute a alcuni cambiamenti che impostano il giorno settimanale di nascita, l'orario di nascita e il luogo di nascita, che possono influire cambiando gli equilibri legati appunto a questi nati. Vi ricordo dunque che se siete interessati ad approfondire il vostro quadrato di nascita e dunque la vostra situazione astrale e avere in questo modo le chiavi di quello che sono la ciclicità, la ripetizione dei cicli formativi e esperienziali della vostra vita imposti dagli astri e dalle costellazioni, non avrete che da chiedermi, valuteremo sicuramente questo approfondimento in privato. Vi ringrazio e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e di iscrivervi anche al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo qui con i nati del 20 febbraio. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento.